La pesca è un settore che qui ha una rilevanza non solo economica ed occupazionale, ma anche un forte legame tradizionale identitario ed una ricaduta positiva a 360 gradi su tutto il territorio, su queste comunità e sulle potenzialità anche di offerta turistica di queste terre. È importantissimo quindi sviluppare tutte quelle azioni che vedono la messa in rete non solo del sistema pesca e degli operatori che adesso sono legati, ma anche di tutte quelle altre eccellenze che nascono dal territorio e degli enti locali per far sì che si costruiscano delle sinergie positive che rappresentino una vera opportunità di crescita in un'ottica di sostenibilità per il futuro. Da questo punto di vista tutta la costa veneta ha molto da offrire, si tratta di un sistema integrato in cui la pesca ha un ruolo centrale e sarà importante individuare appunto insieme agli operatori del settore e ai portatori di interesse quelle strategie più efficaci per far sì che le risorse che abbiamo a disposizione producano il migliore effetto positivo possibile. In questo sicuramente siamo tutti impegnati, stiamo attraverso un confronto serrato con i portatori di interesse elaborando quelle che saranno le misure che costituiranno il prossimo FEAMPA e che vedranno impegnati oltre 44 milioni a sostegno del settore della pesca, ma che avrà una ricaduta a 360 gradi su tutto il territorio.